Telespettatori di Sesta Rete di Catania, ben ritrovati con il nuovo numero di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. L'appuntamento della domenica sera a partire dalle 19 in diretta e in replica alle 23 su questa frequenza del digitale terrestre di Sesta Rete per rivivere chiaramente tutto quello che è successo nel calcio dilettantistico siciliano, dalla Serie D sino alla seconda categoria. Salutiamo la nostra Giada Di Mauro, oggi unica penaltina della puntata. Per oggi sì, intanto buona domenica a te. Grazie, e buona domenica a tutti voi da casa. Sarà una puntata ricca perché avremo tantissimi ospiti e a questo punto andiamo subito a salutare in postazione internet Alessio Di Mauro. Ciao Alessio! Buonasera Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Oggi questa prima parte della trasmissione ti vedrà protagonista dietro la postazione internet. Diamo subito i riferimenti. Allora, potete contattarci tramite Facebook digitando programma penalty oppure mandando un'email a info@programmapenalty.it oppure lasciando un messaggio dopo ovviamente la registrazione sul nostro sito www.programmapenalty.it nel muro di penalty. Perfetto, sottolineiamo anche che sul sito di penalty, programmapenalty.it, potete anche rivedere chiaramente le puntate delle settimane precedenti. Mi sposto subito perché vado a salutare in postazione ospiti naturalmente il nostro collaboratore ufficiale del campionato di interregionale di eccellenza, ovvero Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te, buonasera a tutti. E insieme a Carmelo abbiamo un ospite, abbiamo Alfio Chiavaro del Mister Bianco campionato di eccellenza, che è andato molto bene oggi. Buonasera, sì. Non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo lamentare, questa è una cosa importantissima, perfetto. Parleremo con lui naturalmente anche del campionato di interregionale, però prima devo passare la linea naturalmente alla nostra Giada che deve ricordarci che cosa? La pubblicità? Ci mancherebbe. E adesso sì, pochi minuti di pubblicità per il gruppo Paglia. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 ed al 204 di via Vittorio Emanuele, Corso delle Province 129. Offertissime di fine anno. Calendario olandese a partire da 55 centesimi. Calendario illustrato a partire da 70 centesimi. Ogni 500 calendari, 1000 biglietti da visita in omaggio. Agende giornaliere personalizzate, 3 euro. Maxi offerta, 1000 biglietti da visita plastificati fronte retro a colori a 34,90 euro. Ed eccoci rientrati in studio dopo aver chiaramente salutato uno dei nostri sponsor partner. Una brevissima battuta e poi andiamo subito con i risultati con Carmelo. Un campionato di interregionale che la prossima settimana sarà importante, ma già da questa settimana alcuni risultati poi ci hanno sorpreso. Beh, è stata una giornata interlocutoria, ma che è stata significativa per diverse compagini. E allora a questo punto diamo la parola a Giada che ci dà il quadro completo con i risultati e la classifica di questa nuova giornata appunto del campionato interregionale. Parliamo dell'ottava giornata. A te la parola. Ad Agropoli Noto 2-0. A Messina, Città di Messina, Nissa 1-0. Comprensorio Montalto, Ragusa 3-1. Comprensorio Normanno, Cosenza 0-1. A Vallo della Lucania, Gelbison Cavese 0-0. A Palazzola Creide, Palazzolo Messina 0-3. A Ribera Acireale 2-1. San Biase Savoia 1-1. A Vibo Valencia, Vibonese Licata 1-2. Il Gelbison con questo pareggio continua a rimanere in vetta in questo girone del campionato di interregionale. Parliamo del girone I, chiaramente adesso diamo il quadro completo della classifica. Gelbison in vetta con 18 punti, seguito da Messina 17, Savoia, Cosenza, Città di Messina 16 punti, Agropoli, Comprensorio Montalto 13, Comprensorio Normanno 12, Ragusa e San Biase 11 punti, Vibonese e Ribera 10,
Cavese 8, Licata 6, Palazzolo e Acireale 5, Noto e Messina 4 punti. E a questo punto il tabellino per quanto riguarda la prossima giornata che si giocherà domenica 28 ottobre del 2012. Queste le partite: Messina Vibonese, Acireale Città di Messina, Licata Gelbison, Nissa Comprensorio Montalto, Noto Ribera, Cosenza Palazzolo, Cavese Sambiase, Ragusa contro Comprensorio Normanno ed infine Savoia Agropoli. Carmelo, allora intanto diciamo pure che il Licata con questa vittoria fuori casa ha dato il benvenuto anche ad un nome storico di Licata, ovvero Pippetto Romano. Beh, infatti la copertina secondo me la meritano proprio loro, che hanno ottenuto un successo pesantissimo a Vibo Valencia, vincendo 2-1 con doppietta di Riccobono, e alla Vibonese non è bastato il gol di Marasco, quindi senza dubbio la squadra della settimana secondo me è il Licata. È stata una giornata, dicevamo, interlocutoria, perché nonostante il punto conquistato in casa contro la Cavese, il Gelbison Cilento, nonostante questo mezzo passo falso, il Gelbison Cilento rimane in testa alla classifica. Piangono le due etnee, piange sia la Cireale che nonostante una bellissima partita da parte dell'11 di Marra viene sconfitto a Ribera per 2-1, addirittura il nigeriano Omolade regala al Ribera il successo al 93esimo, ma la Cireale è rimasto in 10 uomini, ha pareggiato su un'autorete, è stato complice una papera del portiere sul 2-1, ha tanto da recriminare con se stesso la Cireale. Certo che guardando la classifica ci accorgiamo che comunque nella parte finale abbiamo proprio quasi tutte squadre siciliane, questa cosa un po' ci dispiace, è un dato di fatto, ma piangono le siciliane anche che sono messe bene in classifica. Infatti. Oggi sconfitto anche il Paternò in casa con il Cosenza, gara difficile per il Paternò che ha vissuto una settimana difficile perché si è allenato poco e male a causa di diversi problemi logistici. Le due squadre messinesi vanno un po' a braccetto, Città di Messina e Messina, che comunque sono lì magari attendendo il passo falso della Gelbison. Oggi il Messina ha dato una grande prova di forza, veniva da un periodo difficile la formazione di Gaetano Catalano. Oggi con una doppietta di Corona e con un gol del rispolverato Cocuzza hanno espugnato il campo di Palazzolo. È stato un successo veramente importante per il Messina che vuole uscire dalla crisi, mentre sta andando straordinariamente bene il Città di Messina di Pasquale Rando. Oggi un'altra vittoria in casa con la Nissa grazie ad un gol di Citro. E la settimana prossima l'incontro Acireale Città di Messina. È una partita da brividi per la Cireale, un avversario forse il peggior Acireale che oggi la Cireale che si possa trovare in questo momento. Sentiamo un po' anche il parere del nostro ospite Chiavaro, figlio del famoso difensore del Catania Calcio. In questo caso, se mi permetti, Ettore, anche fratello d'arte, perché certo, Agatino è stato oggi anche uno dei protagonisti del successo del Messina a Palazzolo. È vero, è vero. Allora, Alfio Chiavaro, come vedi questo campionato interregionale, questa ascesa del Gelbison e anche in un certo senso questa continua presenza nelle zone alte della classifica delle due squadre messinesi? Come possiamo vedere la classifica è un campionato abbastanza equilibrato. Io appunto sono andato a vedere, ho avuto la fortuna di andare a vedere il derby Messina Città di Messina, dove diciamo che ha vinto il Città di Messina, ma il Città di Messina ha vinto il Messina, l'ACR, ma il Città di Messina non aveva assolutamente demeritato, anzi ne parlano tutti bene di questo Città di Messina, è la seconda squadra ma ne parlano tutti bene. Gioca veramente bene. Quello che penso che alla fine, alla lunga, i valori usciranno fuori delle squadre un po' più attrezzate come Cosenza, Messina, lo stesso Savoia. Lo stesso Savoia è importante. Carmelo, per chiudere questa parentesi sull'interregionale? Per chiudere questa parentesi con la Serie D, dopo la sconfitta a Pestum con l'Agropoli si è dimesso il direttore sportivo del Noto, Corrado Conti, e credo che a questo punto abbia le ore contate anche Angelo Galfano. Certo che la situazione di Noto è un po' ingarbugliata, cioè mollare nel momento in cui la squadra è ultima in classifica con 4 punti non fa bene forse all'ambiente. Il Noto più che altro è la vera rivelazione in negativo di questo campionato, mentre sulle altre siciliane, bene o male, un campionato di medio-bassa classifica era anche preventivabile. Quest'anno dal Noto si ci aspettava qualcosina in più, anche perché la società è pronta ad investire ogni anno e il Noto si trova sempre a recuperare. Diciamo che dicembre. c'è tempo, diciamo che c'è tempo. C'è tempo. Perfetto. Se non sbaglio Alessio abbiamo forse qualche domanda veloce da fare al nostro ospite oppure anche al nostro Carmelo Puglisi. Sì, c'è una domanda per Carmelo. Da parte di Giorgio Vinciguerra,
è vero che questa settimana il Paternò non si è allenato e il Città di Messina può arrivare ai playoff? Allora, il Paternò questa settimana si è allenato con grande discontinuità, ufficialmente per problemi logistici. Qualcuno dice, anche se le voci sono state smentite, che ci sia qualche arretrato, qualche stipendio arretrato di troppo e già insomma non ci sono belle voci sul Paternò. Oggi la formazione di Pippo Strano non ha fatto una gara malvagia, ha pagato subito, il Cosenza è andato subito in vantaggio con il gol di Mosciaro, poi nel finale l'espulsione di Mandarano secondo me ha condizionato anche l'atteggiamento della squadra, che ha avuto 2 o 3 palle gol importanti, non le ha sapute sfruttare. E sul Città di Messina che fa? La domanda ti dice se si andrà nei playoff. Beh, oggi direi di sì, assolutamente, sta esprimendo un gran calcio. Tra l'altro Rando, che è stato l'anno scorso un'autentica sorpresa, questo tecnico non era andato mai oltre la promozione, è stata un'autentica sorpresa per tutto il panorama calcistico regionale, fa giocare molto bene la squadra, questo 4-3-3 sfrutta molto le fasce, grande velocità, quindi è una squadra che può dire la sua. Quindi può dire la sua, hai detto proprio bene. Ci fermiamo? Eh sì, adesso andiamo in pubblicità, ma tornate sempre qui a Penalty. Vedo che arrivano parecchie mail, quindi evidentemente la trasmissione è molto seguita e siamo molto contenti. Ricordiamo di nuovo l'indirizzo per mettersi in contatto con noi? Allora, potete contattarci tramite Facebook al programma Penalty, digitando programma Penalty, oppure mandando un'email a info@programmapenalty.it, oppure collegandovi al muro di Penalty tramite il sito internet www.programmapenalty.it. Vedo che ci mandano anche dei complimenti, quindi è una cosa positiva. Lo so. Bene, proseguiamo il nostro programma e adesso parliamo del campionato di eccellenza. Come al solito risultati e classifiche subito riguardanti il girone A e il girone B, ed iniziamo con il girone A e la parola la passiamo alla nostra Giada. Grazie. A Casteltermini, Atletico Campofranco, Monreale 1-0. A Bagheria Riviera Marmi 1-3. A Cammarata, Camarat Acragas 0-3. A Mazzara del Vallo, Mazzara San Giovanni Gemini 0-2. A Palermo, Parmonval Valderice 0-0. Raffadali batte Leonfortese 2-0. A San Cataldo, San Cataldese Alcamo 2-2. Marsala Folgore Selinunte 0-0. Settima giornata di questo campionato, di questo girone A, e settima consecutiva vittoria per la squadra allenata da Rigoli, che adesso continua sempre di più ad essere veramente una squadra praticamente carro armato. 21 punti su 7 incontri, ma guardiamo completamente il quadro completo con la classifica. Acragas in vetta con 21 punti, seguito da Atletico Campofranco 18, Raffadali e San Giovanni Gemini 14, Camarat 12, Alcamo e Parmonval 9 punti, Mazzara, Leonfortese e Riviera Marmi 8, Bagheria 7 punti, Monreale e San Cataldese 6, Valderice e Folgore Selinunte 5 e chiudiamo con Marsala che ha solo 2 punti e in più anche un punto di penalizzazione. Benissimo, e a questo punto diamo anche il quadro completo per quanto riguarda il tabellino non di domenica 28 ma bensì di mercoledì 31, perché come tutti ben sanno domenica si voterà in Sicilia per le elezioni regionali, si giocherà soltanto nel campionato interregionale, mentre tutti i campionati appunto dall'eccellenza sino alla seconda categoria si sposteranno a mercoledì 31 ottobre. Questo è il tabellino per quanto riguarda il girone A, l'ottava giornata. Si giocherà Acragas Atletico Campofranco, Alcamo Marsala, Folgore Selinunte Bagheria, Leonfortese Mazzara, Monreale San Cataldese, Riviera Marmi Parmonval, San Giovanni Gemini Camarat ed infine Valderice Raffadali. Allora, la solita ennesima domanda, caro Carmelo. Settima partita, settima vittoria per la squadra di Rigoli. Più che altro in Sicilia occidentale saranno 10 giorni caldi, perché tra 2 mercoledì ci sarà appunto il big match dell'Esseneto fra Acragas e Atletico Campofranco. Che non molla comunque. Non molla, è una squadra molto solida, molto compatta, però io credo che il divario tecnico sia ben probabilmente ci sarà. I 3 punti. La settimana scorsa, non so se ti ricordi Ettore, faceva notizia il fatto
che l'Agregas avesse sofferto. Oggi invece l'11 di Ricoli ha letteralmente passeggiato in un campo difficile come Cammarata, è finita 3-0 con le reti di Arena, Contino e Criniti. Questo Criniti è un po' la sorpresa in un gruppo consolidato. Ma al di là del Campofranco, che oggi ha ottenuto un buon successo casalingo, si apprestano forse a stazionare stabilmente nelle zone alte della classifica il San Giovanni Gemini di Chico, che ha espugnato il difficile campo di Mazzara con le reti di Romeo e Casisa, e il Raffadali, che ha battuto 2-0 la sempre temibile Leonfortese di Mirto, seppur in crisi, grazie a Privitera e Virga, mentre nelle zone basse della classifica è stata una bella partita a San Cataldo, fra San Cataldese e Alcamo. Alla San Cataldese non è bastata la doppietta di Carbonara. Una battuta velocissima con il nostro ospite, che chiaramente segue anche il girone A in un certo senso, quest'Acragas che sta sbaragliando tutti. Diciamo che segue l'Agregas perché c'è il mister che ci ha avuto 2 anni a Modica, diciamo che è una bella squadra, sono attrezzati. Sarà difficile Penso che che quest'anno possano avere l'anno scorso del Ragusa. Infatti. Proseguiamo, parliamo adesso del girone B, però prima dobbiamo lanciare un brevissimo stacco pubblicitario, ci vedremo tra pochissimo perché parleremo appunto del girone B del campionato d'eccellenza, ne parleremo anche con il nostro ospite e così avremo modo anche di capire quali saranno le squadre che possono in un certo senso cercare di contrastare la squadra che in questo momento è in vetta, il Città di Vittoria, anche se questa settimana ha perso. Ci vediamo tra pochissimo. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose: Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One a Catania in via Umberto 147, infoline 095 53 71 91. E parliamo adesso del campionato di eccellenza girone B e chiaramente risultati e classifiche di questa settima giornata. Ad Aci Sant'Antonio, Modica 2-0. A Gela, Atletico Gela, Due Torri 2-2. A Comiso, San Gregorio 1-2. A Mascalucia, Mister Bianco batte Tiger 2-0. A Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Egea, Città di Vittoria 1-0. A Capodorlando, Orlandina batte Mazzarà 1-0. Ad Avola, Real Avola, Atletico Villafranca 0-0. A Taormina batte Città di Rosolini 3-0. Anche se pur perdendo il Città di Vittoria rimane in vetta in questa classifica, però alle sue spalle ben 4 squadre. Ma guardiamo la classifica al completo. Città di Vittoria 13 punti, Modica, Due Torri, Orlandina e Mister Bianco 12, Aci Sant'Antonio e Nuova Egea 11 punti, Tiger e Mazzarà 10, San Gregorio 8, Città di Rosolini e Taormina 7 punti, Atletico Villafranca, Real Avola 6, Comiso 5 e chiudiamo con Atletico Gela 4, ricordando che il Mister Bianco ha 2 punti di penalizzazione. 2 punti di penalizzazione, tabellino anche per la prossima giornata, l'8ª, che come ho detto poc'anzi non si disputerà domenica 28, ma bensì mercoledì 31 ottobre. Questi gli incontri: Atletico Villafranca Taormina, Città di Rosolini Comiso, Città di Vittoria contro Mister Bianco, Due Torri Nuova Igea, Mazzarrà Aci Sant'Antonio, Modica Atletico Gela, San Gregorio Orlandina ed infine Tiger contro Real Avola. Allora Carmelo, nel frattempo che tu ci fai un commento su questo girone, possiamo anche far partire le immagini della partita che il qui presente Chiavaro ha visto da protagonista, perché hanno vinto 2-0 contro questa Tiger che comunque non è sembrata messa male in campo. Commento. Beh, diciamo che oggi la copertina la meritano proprio loro, la merita il Mister Bianco, che se non avesse la penalizzazione sarebbe primo in classifica.
Io credo che guardando la classifica si possa parlare di un campionato stranissimo, 9 squadre in 3 punti. L'equilibrio per antonomasia, il Vittoria perde eppure rimane in testa alla classifica, il Modica sembrava che stesse per prendere il passo giusto per andare in vetta, invece perde ad Aci Sant'Antonio, le messinesi che non riescono ad avere continuità. È un campionato veramente ingarbugliatissimo e in questo senso le 3 formazioni etnee spiccano, perché in questo turno hanno vinto tutte e 3, ma soprattutto, Ettore, quello che va sottolineato è che sia il Mister Bianco, sia il San Gregorio, sia l'Aci Sant'Antonio stanno migliorando tantissimo anche sotto l'aspetto del gioco, quindi senza dimenticare che il Mister Bianco, se insomma avesse quei 2 punti persi per penalizzazione, se avesse quei punti sarebbe in testa. Ma il Mister Bianco, io ora coinvolgo anche Alfio Chiavaro in questo, perché il Mister Bianco sta veramente esprimendo anche un calcio importante. Oggi avete battuto un avversario non di poco conto, perché la Tiger Brolo ha giocatori anche di categoria superiore, pur cambiando allenatore ha mantenuto, c'è Santino Bellinvia al posto di Nardi, ha mantenuto una buona organizzazione di gioco e oggi non era una partita facile, quindi questi sono 3 punti che contano. Non era assolutamente facile, la nostra fortuna che abbiamo trovato questo calcio di rigore con l'espulsione loro del difensore centrale ci ha spianato un po' la strada. Vi ha aiutato, diciamo. Ci ha aiutato. Loro anche in 10, ottima organizzazione di squadra, sino ad ora quella è la squadra che è meglio attrezzata, che ci ha messo oggi veramente in difficoltà, anche se azioni realmente concrete non certo, ne abbiamo subite. Questa vittoria vi catapulta comunque nella zona altissima della classifica, no? Avete assaporato anche il primo posto. Come avete ricordato, senza i 2 punti di penalizzazione comunque noi ragazzi ne abbiamo fatti 14, eravamo là, ci sono questi 2 punti, li accettiamo, cerchiamo di migliorarci domenica dopo domenica. Tra l'altro, Carmelo, ci sorprende, no? Dopo un inizio abbastanza ingarbugliato a livello societario, questa squadra comunque è venuta fuori, no? La società ha fatto quadrato, hanno fatto un gruppo, l'allenatore nuovo praticamente è arrivato quasi ad inizio di campionato dopo tanti nomi che insomma circolavano. Diciamo che dal passato nessuno ci dava credito, perché comunque sia la società non aveva una gran bella nomina. Io ovviamente negli ultimi 7 anni non ci sono stato nel campionato siciliano, però subito mi hanno detto dove stai andando. Ti sei calato nella... Questi risultati secondo me portano molto la firma di Papà Gigi. Gigi ovviamente. Chiavaro come direttore sportivo ha messo ordine, in una società dove forse c'era l'entusiasmo del presidente Federico Spampinato non bastava, serviva un uomo d'ordine in società, un uomo d'esperienza che organizzasse tutto il settore tanto tecnico. Questo, Alfio. Gigi Chiavaro secondo me è riuscito in questo compito. Diciamo che hanno fatto quadrato, hanno cercato di farci stare tranquilli, ci mettono nelle migliori condizioni, perché non abbiamo, i risultati arrivano. Non abbiamo il campo dove giocare la domenica, perché il Mister Bianco sappiamo del problema del campo. Non ci dà il campo. Il campo dove ci alleniamo, il Toluccio La Piana, è come se andiamo a giocare conosciamo bene la realtà. Comunque ci mettono a disposizione il sabato mattina il campo di Mascalucia per fare una rifinitura, quindi che è un bel campo. Hanno tra virgolette pagato già 2 stipendi, quindi sono in regola. Insomma, meglio di così si vuole. Allora queste sono le notizie positive per una squadra che può lottare al vertice. Se noi facciamo bene, loro ci danno una mano. Ora vediamo gli sforzi che possono fare a dicembre. Mentre parli, io pregherei la regia di mandare in onda alcune immagini che ti riguardano, che sono state realizzate durante questo incontro con la Tiger. Ma Alfio Chiavaro, a questo punto il suo ritorno in Sicilia è legato forse anche alla famiglia, a un progetto un po' diverso rispetto a quello che magari ti aveva permesso di andare via un paio di anni fa. Diciamo che sono tornato per delle situazioni mie personali, familiari, quindi ho deciso di tornare a casa, cercando anche comunque di iniziare purtroppo giocando in eccellenza bisogna lavorare, certo. Quindi ho intrapreso il lavoro di famiglia, che abbiamo un'azienda familiare. Bene. E il pomeriggio mi vado a questa è una bella notizia e deve essere da esempio anche a tante altre belle situazioni che ci sono nell'eccellenza. E dico divertire perché veramente noi ogni allenamento abbiamo un gruppo che
che comunque sono stati bravi quelli dell'anno scorso che sono rimasti come Murabito, Caruso, Regalino, Nicolosi Certo. a creare, poi ci hanno aggiunto 2-3 secondo me di categoria superiore, perché abbiamo Paolo Saio in porta Ed è uscito questo Benedettino, bel progetto. ci possiamo divertire. Se la società fa uno sforzo, Sirio Silvestri che comunque non ha mai fatto l'eccellenza in vita sua, Infatti, se la società fa uno sforzo a dicembre comprando una leggera punta, ma devi parlare con tuo papà. che non è mio padre, attenzione. Infatti. Alessio, Allora, è arrivata una domanda per Chiavaro. Visto l'equilibrio del girone, la piazza di Mister Bianco può sognare playoff? bella domanda. Io, se mi permette Alessio, posso riformulare la domanda, modifico. Può sognare la Serie D a questo punto? No, non esageriamo. No, Noi guardiamo partita dopo partita cercando di esprimerci nel migliore delle nostre parla da possibilità. giocatore navigato, questa è una domanda Lui è navigatissimo, però è talmente navigato, Ettore, che tu sai, Affio, come funziona. Cioè, ci sono stagioni che sono treni da prendere in corsa, ci sono stagioni, ad esempio, come nella passata stagione, tenere il passo di Ragusa e Città di Vittoria, o come quest'anno dell'Agrecas nel girone A, è impossibile. Ma quando le stagioni sono così equilibrate, beh, effettivamente, può se succedere. la società ha dell'ambizione, e io conosco Federico Spambinato, ce so che l'hanno. lui piacerebbe tornare in Serie D, perché da presidente l'ha già fatta la Serie D, meglio di quest'anno non c'è. È un'occasione da sfruttare. Ancora siamo all'ottava? Alla Sì, settima? alla settima. Settima giornata. Guarda. Il cammino è lungo. Noi pensiamo a partita dopo partita Bene, e domenica, mercoledì andiamo a Vittoria. Ottimista, ma nello No, stesso no, tempo noi sappiamo- ragionatore. Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Benissimo. Noi siamo andati a fare le partite a Capo d'Orlando, a Gela, Certo. senza nessuna paura. Forse domenica scorsa ad Avola abbiamo peccato. Vabbè, succede. Benissimo, chiudiamo quindi questa parentesi del campionato di interregionale di eccellenza. Salutiamo il nostro ospite Alfio Chiavaro, a cui auguriamo chiaramente tanta fortuna e anche un buon successo con questo Mister Bianco che in questo momento sta facendo un po' sognare, questo lo possiamo dire apertamente. Sì, ci stiamo difendendo. Benissimo. Invece a Carmelo non lo salutiamo perché adesso passa Noi in avremo postazione... modo di rivederci. No, passa in postazione internet. Esatto, Ettore, fammi Sì. completare Veloce che siamo sull'eccellenza. in ritardo. Insieme al Mister Bianco, Sì. anche Aci Sant'Antonio e San Gregorio già compiuto Giusto, un'impresa giusto, straordinaria per giusto. andare a vincere a Comiso. L'Aci Sant'Antonio è una squadra veramente ossica È vero. e farà bene. È vero. Benissimo, allora ci fermiamo, che cosa Sì, dobbiamo fare adesso andiamo in pubblicità. A fra Benissimo, poco. a tra poco. Eccoci qui di nuovo, ritornati in diretta su Sesta Rete di Catania con l'appuntamento di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. L'appuntamento della domenica in diretta alle 19, la replica nella tarda serata intorno alle 23, in replica anche domani mattina, domani lunedì a partire dalle ore 8. L'appuntamento che vi accompagna ogni domenica sera con i risultati, le classifiche, i commenti e gli ospiti del calcio dilettantistico siciliano, appuntamento che tra l'altro se volete rivedere lo potete rivedere attraverso il nostro sito www.programmapenalty.it. In postazione internet, come abbiamo detto poc'anzi, è passato adesso Carmelo Sì. quindi si mette in postazione con l'ospite che andiamo subito a presentare perché è un ospite importante, Roberto Aiello dell'Atletico Catania. Ciao Roberto. Grazie, buonasera. Abbiamo a tutti. appunto Alessio. Allora Alessio, 4 gironi dei campionati di promozione, è successo un po' di tutto oggi. Sì, andiamo a leggere i risultati così... Poi li possiamo anche commentare. Allora diamo subito il quadro completo del girone A e del girone B. Iniziamo con il girone A. Abbiamo Giada con i risultati di questa settima giornata. Girone A te la parola. A Corleone, Atletico Corleone, Cianciana 1-1. A Canicattì, Sera di Falco 0-1. A Carini, Città di Carini, Aragona 2-2. A Trapani, Dattilo batte Mussomeli 3-1. Partini Caudace, Strasatti 0-2. A Favara, Profavara, Skanderberg Piana 3-1. A Salemi, Campobello di Mazzara 4-1.
A Sciacca, Città di Terrasini 1-1. Il Pro Favara continua a vincere e quindi continua a mantenere la vetta di questo girone A del campionato di promozione. Il Pro Favara in testa con 16 punti, seguito dal Serra di Falco, ma guardiamo la classifica completa. Il Pro Favara è in vetta con 16 punti, seguito da Serra di Falco con 15, Canicattì e Strasatti 13, Dattilo 12, Sciacca e Città di Terrasini 11 punti, Atletico Corleone e Salemi 9, Partini Caudace e Cianciana 8, Scanderbeg Piana e Aragona 7 punti, Città di Carini 6 e chiudiamo con Campobello di Mazzara e Mussomeli 5. Alessio, questa accoppiata Serra di Falco Pro Favara continua ancora a dominare questo girone del campionato di Serie A e di Serie A, del campionato di promozione del girone A. Del girone. Oggi si è fatto insomma un po' di confusione con l'Inter. Dicevo, il Pro Favara comunque continua con questa accoppiata insieme al Serra di Falco per il dominio del girone A. Sì, il Pro Favara oggi ha vinto facile per 3-1 con lo Scanderbeg Piano, mantenendo la vetta. Aggrappate rimangono alle zone alte sia il Serra di Falco che anche lo Strasatti, entrambi vittoriose in trasferta. Una nota negativa sta nel Canicattì che perde per la seconda volta in 2 settimane, anche diciamo grazie ai malumori in società, perché è stato allontanato il bomber Zerbo a causa dei comportamenti magari non graditi da parte della società. Sempre molto difficile allontanare un giocatore in una squadra. Sì, ne sa qualcosa forse il mister, che gestire a volte un gruppo diventa abbastanza difficile. Non è molto facile. Però nulla da togliere comunque alle qualità di una squadra come soprattutto il Pro Favara, che è in vetta. Sì, infatti il Pro Favara sta facendo bene, è una delle candidate sicuramente a vincere. C'è l'esperienza anche, sì, insomma, sì. Tanti anni di eccellenza e di interregionale, quindi infatti fanno tanto. In coda invece grande equilibrio, 9 squadre nel giro di 4 punti. Stanno a dimostrare che infatti questo forse è uno dei 4 gironi forse più equilibrati. Benissimo, e a questo punto parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione, anche in questa occasione, 7ª giornata. A te i risultati. A Palermo, CUS Palermo, Equipe Palermo 2-3. A Terme Vigliatore, Ciappazzi, Mamertina 1-0. A Collesano, Sacro Cuore Milazzo 1-1. A Palermo, Delfini Vergine Maria, Spadaforese 2-4. A Patti, Batte Cefalù 3-6. A Termini Imerese, Real Calcio Rocca di Caprileone 0-1. A Sant'Agata di Militello, Sant'Agata Igea Virtus 0-3. A Torregrotta Montemaggiore 2-2. Vittoria tennistica da parte del Cefalù, che per 6-3 batte il Patti e continua ancora la sua vetta in assoluto al primo posto di questo girone B del campionato di promozione. Cefalù 17 punti, Montemaggiore e Rocca di Caprileone 14, Igea Virtus e Spadaforese 13, Ciappazzi 12, Torregrotta 10 punti, Sant'Agata, Real Calcio e Sacro Cuore Milazzo 9, Mamertina 7, Patti ed Equipe Palermo 6 punti, CUS Palermo 3, Delfini Vergine Maria e Collesano 2. Ricordiamo che Collesano e Delfini Vergine Maria hanno una partita in meno. Alessio, allora il Cefalù che vuole fare? Vuole vincerlo questo girone? Sì, oggi con questa vittoria rotonda per 3-6, un punteggio come dicevi fuori tu, casa, abbastanza tennistico, sì. Peraltro in un campo abbastanza difficile come quello di Patti è riuscita a instaurare una mini fuga di più di 3 punti rispetto a Montemaggiore e Rocca di Caprileone. Importante anche la vittoria esterna dell'Igea Virtus contro il Sant'Agata di Militello per 3-0, che rilancia la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto e finalmente forse dà quella continuità che mancava alla squadra messinese. Da non sottovalutare mai comunque una società importante come l'Igea Virtus. Sì, quello sì, perché ha anche un grande trascorso nei campionati professionistici. È bene. Ci fermiamo perché sì, poi dopo riprenderemo con gli altri 2 gironi del campionato di promozione. Sì, adesso un minuto di pubblicità per Spice Sport Innovation. A tra poco.
Spice Sport Innovation, abbigliamento sportivo Onze, Max, Ioma e delle marche più prestigiose. Specialista nella fornitura di abbigliamento tecnico sportivo. Vasto assortimento di targhe, coppe, trofei, tutto per la piscina per grandi e piccoli. Spice Sport Innovation, in collaborazione con la società dilettantistica Città di Mascalucia, organizza il centro addestramento Scuola Calcio presso il centro sportivo Sport Innovation con istruttori qualificati. Spice Sport Innovation, via Regione Siciliana 3, Mascalucia. Il nostro impegno per le vostre energie. Parliamo ancora del campionato di promozione, adesso abbiamo gli altri due gironi, il girone C e il girone D, con insomma, la presenza anche del mister dell'Atletico Catania. Girone C, risultati e classifica. A Nissoria, a Giranissoria Via Grande 1-1. A Belpasso, Riviera dello Stretto 4-1. A Milimarina, Pistunina batte Enna 2-0. A Castiglione di Sicilia, Randazzo, Troina 4-0. A Santa Venerina, Real Belpassese 1-2. A Calascibetta, San Sebastiano, Nicosia 5-2. A Catania, Scommettendo, Fiume Freddese 1-2. A Santa Teresa di Riva, Sportinsieme, Real Giarre 1-1. Sono le due squadre di Belpasso che in questo momento guidano il girone C del campionato di promozione. Parliamo del Belpasso ed è la Real Belpassese. Guardiamo la classifica al completo. Entrambe con 17 punti, Real Giarre e San Sebastiano 15, Pistunina e Randazzo 13 punti, Fiume Freddese 12, Via Grande 11, a Giranissoria 10, Riviera dello Stretto 9 punti, Sportinsieme 8, Nicosia 7, Real Santa Venerina 6 punti, Troina 4, Enna 0 e Scommettendo -2. Scommettendo ha 2 punti di penalizzazione, mentre Enna un solo punto. Allora, Alessio, guardando un po' la classifica, non ci sorprende più di tanto questo fatto che le due squadre di Belpasso si giocheranno probabilmente il passaggio in eccellenza? La promozione, sì. Questa settimana il Belpasso ha vinto in scioltezza per 4-1 contro Riviera dello Stretto, mentre la Real Belpassese in trasferta a Santa Venerina in una partita forse anche più facile rispetto a quella del Belpasso ha vinto di misura per 2-1. Mentre da segnalare il pareggio del Real Giarre in un campo difficile come quello di Santa Teresa di Riva, che è stato fermato sull'1-1, mentre il San Sebastiano, secondo in classifica, aggrappato lì alle zone alte della classifica, ha vinto per 5-2 contro il Nicosia. Vittoria importante, questo che rilancia la formazione. Chiaro. Mi sorprende, sai che cosa a me? Il Troina, che quest'anno forse sta trovando più difficoltà del solito in questo girone, in questo campionato. Sì, la squadra di Beppe Pagana di solito non ci ha abituato a queste classifiche nei bassi fondi. Sì. Magari ci sarà tempo per riprendersi. Mister, questo duello Belpasso-Belpassese un po' sorprende relativamente, perché lo sanno tutti che queste due squadre quest'anno sono molto attrezzate. Dall'inizio si sono attrezzate per vincere il campionato entrambi, però in questo giorno c'è la squadra, il San Sebastiano, che penso che alla fine... C'è anche il Giarre, di Maurizio Romeo. Il Giarre non lo vedo come, però il San Sebastiano è una squadra che penso che alla fine darà filo da torcere. Si sorprende anche il fatto che due squadre di Belpasso, insomma, potrebbero fare un'unica società, però questo è un progetto che secondo me non prendono mai in considerazione i due presidenti, e ci sorprende, no, questa cosa? Purtroppo in questi paesini c'è sempre della rivalità fra queste squadre. Era da molto tempo che non c'era la Belpassese. Io mi ricordo i tempi in cui
io giocavo, c'era grossa rivalità, Sì, grosso è vero. pubblico, ormai È storica questa è rivalità. storica questa rivalità. Sono vero. riusciti finalmente dopo tanti anni a rifare nuovamente due squadre a bel passo e penso che... C'è sapore di derby Sì, importante. sapore di derby. Carmelo, abbiamo qualche domanda per quanto riguarda questo girone C del campionato di promozione? Il fatto Sì. per esempio di questo Troina che sta andando male, di questa Belpassese che comunque continua a sorprendere. Giovanni Vasta ha una domanda sia per Roberto Iello, in realtà la stessa domanda sia per Roberto Iello che per Alessio Di Mauro. Tra le due belpassesi quale vedete meglio? Il Belpasso. Per me il Belpasso è più avvantaggiato. Lo dicono loro, Perfetto. Benissimo. Non voglio fare dottor nessuno. No, ci mancherebbe. Girone D, e così poi abbiamo modo di parlare nel dettaglio dell'incontro dell'Atletico Catania contro la San Pio. Girone D, settima giornata, i risultati e chiaramente anche la classifica. A Siracusa, Rarinantes Caltagirone 1-0. A Scordia, Real Ragusa 3-1. A Siracusa, Ellenica Città di Augusta 0-1. Real Niscemi Aci San Filippo 1-2. A Licata, Sant'Angelo Licata batte Mascalucia 4-1. San Pio X Atletico Catania 1-1. A Scicli Enzo Grasso 1-1. Sporting Battiati Santa Croce 1-0. Lo Scordia vince in casa per 3-1 con il Real Ragusa e continua la sua corsa dritta verso il campionato di eccellenza, anche se siamo soltanto ancora alla settima giornata. Ma guardiamo la classifica. Scordia in vetta con 17 punti, seguita da Atletico Catania e San Pio X con 15 punti, Città di Augusta 12, Sporting Battiati e Sant'Angelo Licata 11, Santa Croce e Aci San Filippo 10, Scicli ed Enzo Grasso 9 punti, Caltagirone e Real Ragusa 8, Rarinantes 7, Ellenica 4, Mascalucia 3 e chiudiamo con il Real Niscemi 2 punti. Allora, nel frattempo possono già partire le immagini di questo scontro di sabato tra San Pio e Atletico Catania, però dobbiamo sapere subito prima il commento tecnico e poi ne parliamo anche con il mister. Alessio. Sì, allora è stata una bella partita. Forse il primo tempo ha giocato meglio la San Pio, infatti ha trovato il vantaggio subito al 18° corranno, poi ha pareggiato sul finale di partita intorno al 75° Lupo, un giovane difensore dell'Atletico Catania, centrocampista anche, forse inventato anche dal mister, centrocampista. Un 92, è un 92, quindi esatto. insomma giovanissimo. Tra l'altro l'Atletico Catania ha molti giovani, molti bravi giovani che il mister Aiello ha saputo dare una certa quadratura, dando un'impronta tecnica e forse dando anche un grande motore di gioco a questa squadra. Io ho visto giocare parecchie volte l'Atletico Catania e vedo proprio che questi ragazzi hanno degli schemi di gioco che non hanno nulla che invidiare alle grandi squadre di questo Tra l'altro girone. hanno giocato sabato contro la San Pio, mister, con una squadra insomma di una certa caratura che lo ha detto apertamente, vuole comunque arrivare ai playoff vincendo alla grande. Allora, la San Pio in questo girone io penso che sia la squadra che annovera i giocatori più forti della categoria, non solo della categoria ma anche di categoria superiore. Però in questi campionati si sa, alla fine vince chi è più la squadra più quadrata in campo, che riesce a gestire meglio il gruppo. Poi voi però con tanti giovani state dando comunque spettacolo, sì, perché in questo momento c'è arrivano delle belle voci sul vostro gioco. In questo momento c'è tanto entusiasmo per quanto riguarda l'Atletico Catania, i risultati siamo imbattuti da 8-9 partite, compresa la partita di Coppa Italia. E la squadra all'inizio di stagione, penso che come tu ben sai, non doveva neanche essere iscritta. È vero. Poi, travagliata come al solito la storia dell'Atletico. Grazie all'impegno di questi tifosi dell'Atletico Catania, che sono sempre, sono pochi, però sono presenti e appassionati per questa squadra. Un ringraziamento particolare lo vorrei fare a Giancarlo Napoli e a Alessandro Calvino, che sono riusciti a iscrivere la squadra
e far sì che l'Atletico continuasse la sua Prenderete delle avventura. belle soddisfazioni. Io ho Grazie. questa idea ben precisa quest'anno, anche perché tu sei un tipo molto lavoratore sul campo, Sì. di poche parole ma di molti fatti. D'altra parte i risultati ti hanno dato Poche parole no, sempre perché io in campo No, nel senso do di poche parole, nel senso che quella non sbandieri spinta ai mai, ragazzi. no, nel senso che non sbandieri mai comunque siamo la squadra più forte, siamo No. qua, siamo là. Dai No, giusto noi valore alle cose in maniera molto facciamo il nostro equilibrata. campionato, poi alla fine tireremo le somme. Bene, mi piace. Facciamo comunque il quadro completo, perché c'è lo Scordia che Lo continua a Scordia vincere. ha ripreso la vetta, infatti vincendo per 3-1 contro un Real Ragusa, ormai in caduta libera se non sbaglio, è la quarta partita, Sì, è la vero, quarta è sconfitta vero. di seguito. Sorprende anche lo Sporting Battiati che ha battuto il Santa Croce in casa per 1-0. Salutiamo mister Luca Di Gregorio. prossimamente Lo ospite salutiamo. tra l'altro in trasmissione, Un che Battiati- era molto contento di questa vittoria. Eh sì, infatti, perché comunque lo tiene agganciato alle Certo. zone alte della classifica. È vero, è vero. Sorprende anche purtroppo con questa ennesima battuta di arresto del Città di Mascalucia, Sì. che non riesce a fare punti fuori casa. Oggi una brutta batosta a Licata, speriamo che in società ricordino ancora una volta quali sono gli obiettivi e quindi riescono a rifare quadrato intorno al mister e agli stessi giocatori, perché io credo che comunque le qualità questa squadra ce li abbia. Sì, sicuramente sì, non sarà secondo me un problema di allenatore, magari il presidente Spina dovrà inserire qualche giocatore di categoria superiore per dare quel tasso Tu dici tecnico qualche in più. puntello potrebbe Sicuramente servire. Importante per la categoria. Voi ci avete già giocato se non sbaglio, quindi già giustamente puoi fare una valutazione ulteriore. Carmelo, per chiudere abbiamo qualche domanda per quanto riguarda il campionato di promozione? Abbiamo una domanda per Mister Aiello e un'altra per Alessio. A Mister Aiello, Mario D'Angelo chiede una valutazione sulla San Pio X vista come avversario, se questa squadra saprà mantenere le promesse di inizio stagione, mentre invece Vincenzo Pappalardo chiede ad Alessio se si aspettava che il Battiati di Luca De Gregorio fosse così competitivo quasi a un terzo di stagione. Chi risponde? Per quanto riguarda la San Pio penso che alla fine uscirà alla grande, perché i nomi che annovera sono importanti per la categoria. Oltretutto c'è anche un bravo allenatore, giovane, che riuscirà alla fine a quadrare il gruppo. E questo è importante. Invece Alessio Il cosa ne Battiati, pensa? io se devo essere sincero, mi sorprende che sia nelle zone alte della classifica, anche perché gli obiettivi principali di questa squadra inizialmente erano la salvezza. Sono stati ripescati tra l'altro. Sono stati ripescati dalla prima categoria, dalla prima Erano categoria. retrocessi sul Erano campo l'anno retrocessi. scorso. Quindi magari questo girone di andata sì, riusciranno a raggiungere i punti utili per la salvezza e poi magari chissà, se Soriose Fioriranno. Fioriranno. Per chiudere questa parentesi del campionato di promozione, la domanda a questo punto classica che dobbiamo fare a chi ci viene a trovare, soprattutto quando insomma, allena una società blasonata come l'Atletico Catania, che comunque insomma, fa sempre piacere, no? Sapere che comunque una storicità di questa società viene poi portata avanti puntualmente ogni settimana con grande sacrificio. E appunto io è da tanti anni che alleno, e allenare l'Atletico Catania mi dà tanti stimoli, credimi. Tu penso Sì, che anche ne so tu qualcosa anch'io. ne sai qualcosa anche tu. Cioè vedere quei tifosi in tribuna, incitare la squadra, è bello. Peccato avere perso quel campionato di eccellenza lo scorso anno, forse per il blasone della società sarebbe stato giusto comunque cercare di salvare la categoria l'anno scorso e magari fare anche un campionato. Il campionato dell'anno scorso è stato un campionato, ci sono stati degli errori che io non sto qui a dire, però quando si fanno degli errori all'inizio di budget. Mi fa piacere però che quest'anno stai puntando molto anche comunque, come diceva giustamente Alessio, su molti giovani, a dimostrazione che insomma con i giovani si possono anche modellare certe situazioni tattiche più facilmente. E questo è importante, purtroppo noi sappiamo benissimo in quale crisi versa il calcio dilettantistico, i ragazzi per le società sono importanti. Ti ripeto,
gli errori che ha commesso l'anno scorso l'Atletico Catania quest'anno non ci sono. Non ci sono. E questa è la cosa più Budget importante. ridotto e questi sono i risultati. Sapete le vostre forze, sapete dove potete arrivare. Dove possiamo arrivare. Perfetto, allora noi ti auguriamo buon lavoro Grazie. per il proseguo della stagione, magari rinvitandoti prestissimo per un ulteriore aggiornamento di questo importante perfetto. gruppo dell'Atletico Catania. Se non sbaglio, qualche domanda veloce, Carmelo? No, abbiamo solo io avevo una piccola curiosità, parlavamo prima di Lupo, questo jolly che lei Del si è inventato, 92. questo 92, può arrivare a fare una carriera importante? Cioè, che margini di miglioramento ha questo ragazzo? Il ragazzo penso di sì, ha dei margini di miglioramento, anche se lui l'anno scorso, cioè i ragazzi dopo che finiscono la categoria juniors, molte società li abbandonano, e come è successo anche con Lupo, perché Lupo era un giocatore dell'Atletico Catania, faceva categoria juniors, poi quando finisce la categoria juniors questi ragazzi vengono mollati. Insomma, lo hai ripreso. L'abbiamo ripreso, cioè all'inizio giustamente noi dovevamo fare la squadra e abbiamo un po' ripreso tutti i ragazzi che erano stati dati per dispersi. E hai trovato abbiamo materiale ricostruito buono, nuovamente, giovane. si è formato un bel gruppo e questo sta dando tanti risultati. Benissimo, perfetto. Ok, allora ci fermiamo qui. Salutiamo mister Grazie. Roberto Aiello Saluto a dell'Atletico tutti. Catania. Salutiamo anche Alessio Di Mauro, come al Buonasera. solito il commentatore ufficiale del campionato di promozione. Dobbiamo andare in onda alla pubblicità adesso. Sì, andiamo in pubblicità, ma torniamo subito. A fra poco. Carmelo, vogliamo ricordare come al solito i nostri riferimenti per chi volesse mettersi in contatto con noi? Al volo velocissimamente il nostro profilo Facebook che è Programma Penalty, poi c'è il nostro indirizzo di posta elettronica programmapenalty@gmail.com e poi c'è il nostro nuovo sito internet www.programmapenalty.it. Attraverso il sito potete andare sul nostro muro e scrivere quello che ritenete più giusto e opportuno. Potete anche rivedere le puntate precedenti. Bene, anche per chi aveva qualche capello in più. Battuta, adesso a questo punto diamo invece spazio a questa nuova rubrica che parte ufficialmente questa settimana, che vi accompagnerà mensilmente. Questa rubrica è curata da Ivan Jacobello, un altro grandissimo uomo redazione della nostra trasmissione. La rubrica si intitola Siamo tutti calciatori e questa settimana riflettori puntati su un giocatore del San Gregorio. Parliamo di Fabio Salemi. Una vita da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. In forza al San Gregorio dalla stagione 2011-2012, Fabio Salemi è nato a Catania 19 anni fa e frequenta la facoltà di Scienze Motorie. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Catania, partecipando ai campionati allievi e mettendosi subito in mostra. A soli 17 anni confeziona qualche presenza nel campionato di promozione con il Sant'Agata Libattiati, per poi consacrarsi definitivamente nel San Gregorio l'anno successivo, dove arriva perché è fortemente voluto dal mister Malaguarnera, contribuendo in maniera determinante alla storica promozione in eccellenza. Si tratta di un difensore centrale dalle caratteristiche fisiche notevoli, essendo alto 1,95 per un peso di 82 kg. Preferisce il piede destro e ha una forte propensione ad un gioco fisico, con marcature molto asfissianti e con una capacità non comune di anticipare gli attaccanti, sia di piede che di testa. Il gioco aereo, anche per la statura poderosa, è la sua migliore caratteristica, che fa valere anche in fase offensiva e nei calci piazzati. Questa peculiarità gli ha consentito nella passata stagione di mettere a segno ben 4 gol. La duttilità nei ruoli gli consente di giocare anche come terzino, posizione che gli permette peraltro di portarsi sulle fasce e contribuire alla impostazione della manovra di centrocampo e offensiva. Per queste sue caratteristiche è diventato un punto di forza inamovibile del San Gregorio Calcio e lo annoveriamo senz'altro tra i giocatori juniores più interessanti del campionato di eccellenza. Fabio Salemi, tu hai giocato giovanissimo negli allievi del Catania.
Cosa ti ricordi di quell'esperienza e quanto è servita alla tua crescita come calciatore? L'esperienza nelle allievi del Catania è stata molto importante, è servita a costruirmi e a farmi diventare quel che sono adesso, tranne l'ultimo anno in cui ho preferito andarmene per Matana a giocare negli allievi del Trecastagni. Poi sono provato nella prima squadra del Pedara e l'anno scorso ho giocato nel San Gregorio e quest'anno mi ritrovo ancora nel San Gregorio. Parliamo del tuo arrivo al San Gregorio. Ti ricordi come sei stato ingaggiato? Sono stato consigliato da un vecchio mister di quando ero piccolo, Roberto Leonardi, all'attuale mister Nicola Maleguarnero. L'anno scorso hai disputato un ottimo campionato e hai contribuito in maniera determinante alla promozione in eccellenza del San Gregorio, mettendoti in mostra. Hai ricevuto proposte da altre squadre? Qualche proposta c'è stata, però ho preferito sposare la causa San Gregorio. I tuoi parenti ti sono spesso molto vicini e seguono le tue partite con molta partecipazione. Quanto hanno influenzato la tua scelta di giocare e quanto ancora oggi sono da stimolo per la tua carriera? Posso dire grazie ai miei genitori che mi hanno permesso di coltivare questa passione e devo ringraziarli soprattutto perché hanno permesso di portarmi in qualsiasi campo, fare qualsiasi trasferta, devo dire solo un grazie a loro. Fabio, stai studiando scienze motorie. Pensi di poter sfruttare questa laurea restando nel mondo del calcio o hai altre prospettive? Se arriva il mondo del calcio ben accetto, se no prenderò altre strade. Per penalty, Ivan Jacobelli. Una vita da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Il sogno di Fabio Salemi, chissà, di diventare anche un giocatore professionista. Ci fermiamo perché abbiamo la pubblicità. A tra poco. La DCR Ricambi, con esperienza ventennale nella distribuzione di ricambi e accessori auto all'ingrosso, oggi si propone anche al dettaglio, con prodotti di primo impianto, delle migliori case produttrici e propone una vasta gamma di lubrificanti a prezzi imbattibili. Venite a trovarci. Visita il sito www.dcrricambi.com. Ci trovi anche su Facebook. Rientrati in studio, abbiamo già messo da parte il campionato di interregionale, il campionato di eccellenza, il campionato di promozione e adesso andiamo subito a spulciare tra i risultati e le classifiche del campionato di prima categoria. Salutiamo in postazione come al solito il nostro Luca Loisi. Buonasera a tutti. Ciao Luca, e insieme a Luca un allenatore insomma importante, no? Perché diciamolo pure Antonio che tu insomma hai un bel curriculum, hai allenato squadre importanti. Parliamo di Antonio Costa che attualmente allena la Massiminiana, che è una società storica nel nome, anche se da poco è rientrata nel giro che conta. Il campionato di prima categoria è sempre molto difficile, Antonio. Assolutamente, sempre complicato, fra l'altro non avendo la possibilità, soprattutto nel girone dei paesi, di vedere queste squadre. Diventa ogni domenica diventa un punto interrogativo, quindi si farà meglio nel giorno di ritorno. Indubbiamente, perché così hai modo di conoscere le squadre. Com'è andata questa settimana per te? Abbiamo vinto questo è importante, no? Perché la Massiminiana sta lì, a metà tra la zona altissima e la zona playoff, che è sempre molto importante. Sì, siamo lì e contiamo di rimanerci fare qualche altro risultato possibile. per vedere cosa possiamo fare quest'anno. Bene, e come al solito per quanto riguarda il campionato di prima categoria, Luca, dato che i gironi sono tantissimi, non mi sembra il caso di ricordarli tutti, diamo una spulciata e poi magari come al solito puntiamo l'attenzione sul girone D, E, F e G, mentre degli altri ci dai un quadro. Cominciamo dal girone A, dove in testa trovavamo fino alla settimana scorsa un duo, cioè Castellammare e Isola delle Femmine. Adesso troviamo solo il Castellammare che ha battuto 3-1 la Iatina, mentre l'Isola delle Femmine è stato fermato da Lampedusa per 1-1. Dietro però troviamo la Borgata Terrenove che è ancora a punteggio pieno, ma si trova in seconda posizione perché deve recuperare una partita rinviata alla prima giornata. Nel girone B invece la capolista Acquedolcese viene sconfitta 2-0 a Bolognetta e agganciata in vetta alla classifica sia dal Cimin sia dalla Castelbuonese. Per la prima volta hai guardato gli appuntini, come hai fatto non lo so.
Hai una memoria di ferro, questa volta ti sei... Vabbè, vuoi vedere lo stesso, ci mancherebbe. Nel girone C continua invece la coppia della Futura di Brolo e la Sant'Angiolese di Sant'Angelo di Brolo, che sono appaiate con 13 punti, seguite dall'Aquila Bafia che è a 12. In coda, prima vittoria del Valle del Mela, che così abbandona l'ultima posizione. Infine nel girone H il big match tra il Real Sultano e lo Sporting Ragalmuto è vinto dagli ospiti 1-0, che superano gli avversari di giornata e vanno in testa alla classifica davanti all'Accademia Empedocrina. Perfetto, che dire, la Che memoria dire, meglio di così non si può. Mentre invece tu hai bisogno della tabellina per ricordare i risultati in classifica. Infatti. Benissimo, allora parliamo del girone D del campionato di prima categoria, a te la possibilità di leggere i risultati e la classifica. Vai Giada. A Messina, Gescal Pellegrino 1-1. A Nizza di Sicilia, Mediterranea Nizza Saponara 4-2. A Messina, Messina Sud Furci 2-4. Milo Sporting Taormina 0-1. A Santa Lucia del Mela, Promende batte Desport Gaggi 4-1. A Letoianni, Robur Ghibellina 1-2. Santa Teresa Messana 0-0. In testa abbiamo un'accoppiata, Luca. Sì, Messana e Sporting Taormina. Messana che in settimana ha recuperato la partita a Nizza di Sicilia vincendo 2-1, mentre ieri ha pareggiato per 0-0 sul campo del Santa Teresa di Riva ed è così stata agganciata dallo Sporting Taormina, che con una punizione vincente di Alessio Emanuele ha sbancato Milo e si è portata quindi a 13 punti proprio come la Messana. Dietro seguono a quota 12 il Furci e la Ghibellina. Perfetto. Prima categoria, adesso il girone E, abbiamo parecchi risultati interessanti e il Real Aci addirittura che balza in classifica al primo posto. Risultati. A Bronte, Bronte Maniacese 0-0. A Maletto, Maletto Lineri Mister Bianco 0-0. Cometa Biancavilla, Real Paternò 1-1. Ad Aci Catena, Dacca batte Belpassese 3-1. A Gravina di Catania, Gravina Real Aci 2-3. San Giovanni La Punta, Atletico Pedara 1-4. A Trecastagni batte Valverde 2-1. Possiamo fare già partire le immagini dell'incontro tra Gravina e Real Aci, vinto appunto dalla Real Aci per 3-2, la squadra acese in questa maniera raggiunge la prima posizione, il commento insieme a Luca. Sì, una vittoria molto importante perché il Real Aci, ricordiamo, ripescato in estate, l'anno scorso ha disputato la seconda categoria, dopo 5 giornate si mantiene a punteggio pieno, è in testa alla classifica, vincendo in un campo difficile come quello di Gravina, una squadra che veniva l'anno scorso dalla retrocessione in prima categoria e che la settimana scorsa aveva bloccato l'Atletico Pedara. Atletico Pedara che si trova al secondo posizione, ha vinto facilmente a San Giovanni La Punta per 4-1 e quindi questo duello continua e già hanno staccato gli avversari. Infatti si può vedere che tra la prima e la terza in classifica ci sono, dopo sole 5 giornate, già ben 7 punti di distacco, mentre tra la seconda e la terza sono 5 punti di distacco, quindi le prime due stanno già facendo il vuoto. E il Bronte come lo vedi? Il Bronte aveva iniziato male, ha recuperato nelle successive giornate, ora è arrivato un pareggio per 0-0 in casa con la Maniacese, quindi questa rimonta... Il derby del pistacchio, come abbiamo detto si è un po' fermata questa rimonta, però comunque il Bronte insieme al Gravina e al Lineri Mister Bianco in terza posizione. Bene, e adesso parliamo del girone F, così abbiamo anche il nostro ospite Antonio Costa che ci darà insomma il vero termometro di questo girone. Risultati e classifiche della quinta giornata. A te Giada. Atletico Taormina, Zafferia 7-1. No, aspetta, abbiamo sbagliato, è questo, il girone F di prima categoria. A Militello, Militello Sporting Catena Nuova 2-1. A Barrafranca, Barrese, San Michelese 1-1. A Ramacca, Junior Ramacca, Mirabella 1-1. A Catania, Massimiliana, Castel di Iudica 5-1. Ad Augusta, Megara Augusta, Picanello 3-0. A Raddusa, San Conitana, Sporting Barriera 0-2. A Valguarnera, Valguarnerese, Carlentini 1-3. Allora, il Militello continua a vincere, quinta vittoria di seguito. Quinta vittoria in realtà sul campo 4, una era stata pareggiata ma poi vinto il ricorso a Tavolino.
e così si isola in testa alla classifica, perché la San Michelese, che ha avuto qualche problema in settimana, ha esonerato il mister, ha pareggiato comunque a Barrafranca, un campo difficile contro una squadra che punta anch'essa alle posizioni alte, quindi diciamo che la San Michelese, nonostante questi problemi in settimana, sul campo non ne ha risentito più di tanto, perché un pareggio a Barrafranca ci può stare. Certo. Dietro le 3 squadre risalgono la classifica Massiminiana, Megara Augusta e Sporting Barriera, tutte e 3 vittoriose e che sono a pari merito in quarta posizione. Una posizione un po' più tranquilla. Facciamo vedere adesso il servizio che ha preparato Alessio Di Mauro sull'incontro della Massiminiana, che ha vinto per ben 5-1, mister, contro il Castel di Judica. È stata una partita difficile, così facciamo una cosa, vediamo il servizio così poi lo commentiamo insieme. Vediamo il servizio di Alessio Di Mauro su questa bella vittoria della Massiminiana questa settimana. Una straripante Massiminiana trascinata dal suo bomber Barbagallo, autore di una tripletta, battendolo per 5-1. La squadra allenata da mister Antonio Costa, dopo un primo tempo giocato non all'altezza, ha saputo concretizzare nella ripresa tutta la mole di gioco creata, consentendo di mettere al sicuro il punteggio e mettere in cassaforte i 3 punti. Gli avversari invece sono sembrati poca cosa, affidandosi ai ripetuti lanci lunghi dalle retrovie e all'improvvisazione del gioco, mostrando poco possesso palla e pochi fraseggi, soprattutto a centrocampo. La gara, dopo una prima fase di studio, non regala particolari emozioni per tutta la prima mezz'ora. L'equilibrio viene spezzato al 38esimo, quando Puglisi, dalla linea mediana, si inventa uomo assist, indirizzando un lancio per Ganci che di testa anticipa il portiere, firmando il vantaggio per la Massiminiana. Nella ripresa i locali alzano il ritmo e trovano il raddoppio al 54esimo con Barbagallo, abile a ribattere a rete un forte cross dalla sinistra di Ruggeri. La Massiminiana, non appagata del vantaggio, continua ad attaccare e va vicino al terzo gol, prima con un tiro di Barbagallo che calcia addosso a Romeo e poi con Ruggeri che su punizione sfiora il palo. È l'avvisaglia del gol che arriva puntuale al 68esimo. Barbagallo scatta sul filo del fuorigioco e batte Romeo in uscita con un preciso pallonetto. È il gol del 3-0. Passano pochi minuti e lo stesso Barbagallo firma il 4-0 direttamente su calcio di punizione. Al 79esimo c'è gioia anche per Ruggeri che devia in rete di testa un pallone crossato da Barbagallo, siglando il 5-0. Il gol della bandiera per gli ospiti arriva al 90esimo con un tiro da dentro l'area di Casaccio. Per la Massiminiana, dopo questa vittoria tra le mura amiche, è l'ora di cercare a far punti anche in trasferta per trovare la giusta continuità. Beh, che dobbiamo dire? Intanto complimenti per la vittoria, perché fare 5 gol è sempre comunque un'impresa, no? Battere il Castel di Judica 5-1, seppur in casa, fa sempre piacere. E a questo punto cosa bisogna anche dire? Che forse la Massiminiana sotto un progetto di un eventuale playoff importante ce l'ha oppure no? No, noi siamo una squadra che rispetto all'anno scorso ha tantissimi uomini nuovi, quindi quello che è fondamentale quest'anno è innanzitutto fare aggregazione con questi ragazzi, questa è la cosa più importante. C'è un gruppo di dirigenti nuovi e quello che stiamo raccogliendo in questo momento ci farà poi capire un attimo come vedere un po' fra qualche mese. Per adesso è leggo attraverso le tue parole comunque una forma di ottimismo, nel senso che comunque siete coscienti che avete anche dei giocatori importanti di qualità che vi possono permettere già da quest'anno possibilmente di aspirare a un playoff. Ma credo che, ripeto, bisogna andare meglio fuori, ecco, in trasferta abbiamo avuto qualche difficoltà. Se si continua con questo ritmo si può anche pensare a qualcosa di diverso rispetto a quello che è insomma un campionato di permanenza. Tra l'altro la settimana prossima andate a Mirabella in Barcari. Sì, Piazza Armerina. Ah, Piazza Armerina, però giocate col Mirabella. Mirabella e poi c'è un incontro che io definisco importante, quello con la Barrese, che insomma una squadra che si sta confermando. E sul Militello, perché io sotto questo punto di vista sono dell'idea, e qua Luca me lo può confermare, che comunque il Militello attualmente sicuramente ha una marcia in più rispetto a tutte le altre. Il Militello ha qualcosa in più finora, anche lo ha dimostrato sul campo, sta giocando veramente bene, oltre ad ottenere i risultati anche sul piano del gioco. E invece tu che ne pensi del Militello, di mister Musumeci? Sì, io non conosco il mister, lo saluto. Il problema è che l'unica squadra che non ho visto giocare, quindi non posso esprimermi
a livello di gioco, mentre ho visto molto bene ripeto, la Barese, la stessa Guida San Michelese e anche lo Sporting Barriera. Sono le squadre che mi hanno impressionato. Non posso dire altrettanto del Militello, non fosse altro perché non l'ho visto. Infatti. Carmelo, qualche domanda da fare al nostro mister Antonio? Un po' di considerazioni da parte dei nostri amici da casa. Intanto una domanda per Luca Loisi. Arrivano di complimenti per lui da Luca Vaccaro di Acireale, che gli domanda anche una sua opinione se la Real Aci potrà arrivare fino in fondo. Sì, io penso di sì. La Real Aci è un po' la sorpresa del campionato, però ha un organico di valore. A mio avviso forse l'Atletico Petara ha qualcosina in più, però c'è molto entusiasmo intorno alla Real Aci e questo potrebbe anche fare la differenza. Una spinta in più. Penso che comunque queste due squadre fino alla fine si giocheranno la vittoria del campionato. Qualche domanda per il mister? Abbiamo due domande per il mister da parte di Massimo Corsaro, che intanto chiede una sua opinione, in parte ha già risposto, su Sporting Barriera e Picanello, le altre due formazioni Picanello in caduta libera, tra di questo girone, e poi una previsione su quanti gol possa fare quest'anno Ninja Barbagallo. Il bomber. Allora, innanzitutto lo Sporting Barriera, ripeto, l'ho detto prima, è una squadra che mi ha impressionato e secondo me alla fine sarà una delle squadre che veramente mira alla vittoria del torneo. Sul Picanello io l'ho incontrato all'inizio, mi ha impressionato, una gran bella squadra, quindi mi sta sorprendendo un po' questa. Si sono un po' disuniti. Io credo che anche loro poi alla fine riusciranno a rimettersi. Perché ci sono le qualità, ci sono le qualità anche tecnicamente, esatto. hanno degli elementi molto importanti. Assolutamente. È vero. Su Alessandro dico che deve fare 37 gol quest'anno. Pochi, voglio dire, molto pochi. Quindi spero per lui e comunque per la squadra che possa. Beh, con 37 gol a questo punto la Massimiliano non si può più nascotere, però, perdonami. Ho detto 37 perché l'anno scorso ne ha fatti 36. Quindi deve migliorare il suo record. Anche perché Barbagallo viaggia su queste cifre, meno di 30 gol a stagione non è vero, tra Coppa e campionato. Bene, abbiamo chiuso quindi a questo punto la parentesi della prima categoria? Il girone G, per chiudere, come al solito, veloce. Sì, in questo girone la capolista Belvedere sconfitta 2-1 a Santa Croce Camerini, agganciata in vetta dal Marina di Ragusa che ha vinto per 1-0 al Frigentini. Dietro, oltre alla nuova Camarinense, c'è il Città di Canicattini, entrambe a un punto dalla vetta e con una partita da recuperare. Bene, abbiamo concluso, ringraziamo Luca Loisi come al solito, importante pedina di penalty perché la memoria ormai ufficiale storica della nostra trasmissione, ricordiamo appunto che la settimana prossima non si gioca, tranne l'interregionale. Qualche squadra però giocherà lo stesso, ha chiesto alla Lega di poter giocare giovedì 1 e altre invece il sabato 27. Tra l'altro mercoledì ci sono anche parecchie partite di Coppa. Sì, Coppa Italia, eccellenza, promozione. Benissimo, perfetto. Allora ci fermiamo per un altro spot pubblicitario? Sì, andiamo in pubblicità, a fra poco. A tra poco. Questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento della domenica con il calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla seconda categoria. E diamo a questo punto il benvenuto a colui che ci racconta la seconda categoria. Buonasera, ciao Ettore. Dario Giuffrida. Ciao Dario, ben trovato. Ben trovati anche a voi, Benissimo. Abbiamo una giornata veramente interessante di seconda Tra l'altro con Dario poi faremo i soliti 180 secondi dedicati al calcio Catania. Seconda categoria, parliamo dei gironi più vicini alla provincia di Catania, ovvero del girone F, del girone G e del girone H. I risultati del girone F a questo punto. Sì. Atletico Taormina Zafferia 7-1, Contesse Cariddi 1-0, Giardini Naxos Letoianni 0-2, Pelora Annunziata Sparagonà 3-5, Sant'Alessio Calatabbiano 0-2, Uscolo Pace Sporting Club Giardini 1-2. Terza vittoria per la squadra di Santino Torre. Esatto, un Calatabbiano che non si ferma più e che tra l'altro ha ottenuto una vittoria importantissima
in trasferta contro il Sant'Alessio, che era una delle, almeno fino alla scorsa settimana, rivali dirette del Calatabbiano appunto, quindi una vittoria vale doppio, Chiaro. che porta a casa punti e morale. Ricordo anche che questo è un girone, il girone in cui si è segnato di più, almeno di quelli di cui prendiamo considerazione oggi, 24 reti, e ci sono ben 4 vittorie esterne su 6 partite, è un dato sicuramente da non sottovalutare. Tra l'altro è tornata alla vittoria, è arrivata alla vittoria per la prima volta in questa stagione l'Atletico Taormina, che evidentemente si era trattenuto nelle giornate precedenti per dilagare poi contro il malcapitato Zafferia. 7-1. 7-1 e 8 gol anche tra Peloro Annunziata e Sparagonà, che vanno praticamente sul 5-3 per gli ospiti, quindi una vittoria assolutamente... Beh, siamo contenti quando ci sono tanti Sì, gol, sì, c'è una- più spettacolo. una Antonio. sagra del gol al Bello, quando ci sono tutti questi gol, insomma, il pubblico si diverte pure. Calatabbiano di Santino Torre, Massimo Scrivano, di Maurizio Anastasi, giocatori che hanno fatto veramente comunque categorie molto più importanti. Il fatto che si rimettono in gioco è una cosa che fa piacere. Fa piacere e soprattutto secondo me andano molto avanti perché lo conoscono nella categoria e quindi... Hanno un progetto comunque lì a Calatabbiano molto importante, Santino ce lo ricordava. Assolutamente. Sono dimmi. guidati in panchina da Venero Donzuso, E che quindi, dopo voglio 2 dire, anni di sosta è tornato È anche lui, si è ritornato. rimesso Hanno creato le atmosfere sì. giuste e il gruppo giusto. Sei d'accordo anche tu, Dario? D'accordissimo, perché per adesso la loro marcia è assolutamente impeccabile. Ovviamente il campionato è ancora lungo, però Certo, le premesse sono quelle che abbiamo visto anche lo scorso È anno, vero. portano poi le squadre È ai vero, grandi è vero. salti. Proseguiamo, adesso abbiamo l'altro girone, il girone G come Genova. Sì, classifica. Aci Bonaccorsi, Real Ladrano 0-0. Canalicchio, Russo Sebastiano 1-2. Libertas Cerami, Tremestieri Etneo 1-1. Sant'Alfio, Città di Santa Venerina 4-0. Santa Domenica Vittoria batte Aci Platani 3-1. Zafferana, Unione Cesarò Santo Teodoro 0-2. A questo punto il Sant'Alfio con questo terzetto insieme a Russo Sebastiano. Alla Russo Sebastiano e e alla anche alla Cerami. Libertas Cerami sono il terzetto di testa. Tra l'altro il Sant'Alfio abbiamo visto con una fragorosa vittoria per 4-0 contro il Città di Santa Venerina. Cade ancora lo Zafferana, che evidentemente è più concentrato sull'ottobrata magari che sul campo. In coda ancora Aci Platani con un punto, tra l'altro scavalcato nella sfida salvezza con il Santa Domenica di Vittoria, quindi 3-1 e Aci Platani adesso ultimo a un punto. Ai, speriamo bene. E chiudiamo con il girone H, sempre del campionato di seconda categoria. Atletico Francofonte Sortino 2-2. D'Agata Scordinense 4-2. Ferla Florenzia 3-1. Floridia batte Sporting San Paolo 2-1. Rapisardi Motta 0-3. Mister Bianco Atletico Librino 0-0. Dario, 30 secondi per questo Floridia che sembrerebbe la squadra da battere. Sembrerebbe, anche nelle intenzioni della dirigenza, li ho sentiti oggi prima della trasmissione, ci credono fortemente. Ovviamente anche queste sono le basi migliori. Tra l'altro fuga per adesso favorita anche dal pari tra NB, Mister Bianco e Atletico Librino, si sono tolte punti a vicenda, una gara che era attesissima ovviamente fra le due catanesi del girone, che però è vissuta soprattutto nel primo tempo con un rigore poi parato da Zanchi, estremo dell'Atletico Librino. Poi nel secondo tempo effettivamente è successo ben poco. Ci sono anche delle recriminazioni per quanto riguarda la Scordienza, che ne ha beccate 4 dal D'Agata e si è visto annullare ben 2 gol per fuorigioco che sembrava non esserci. E c'è anche il Florenzia che ha qualcosa da ridire, battuto anche lui 3-1 dal Ferla. Ma abbiamo sempre da ridire con questi arbitri. Ogni settimana ci sono almeno 4-5 presidenti. Antonio, che si succede lamentano. qualcosa in prima categoria con gli arbitri? Rispetto alla seconda, insomma, credo che siano un po' più salvaguardati. Guarda, quest'anno abbiamo avuto noi degli arbitraggi eccezionali, quindi spero che continui così fino alla fine. Bene, meno male, perché finiamola di colpevolizzare solo gli arbitri. Ogni tanto bisogna anche guardarsi dentro casa. Secche, diciamo. Infatti. Se mi concedi l'ultima Sì, battuta, veloci. su questo girone l'Atletico Francofonte pari contro il Sortino era una sfida in coda alla classifica.
Atletico Francofonte che però oggi ha ritrovato anche un po' di gioco, il Sortino ha fatto il primo punto della stagione, un pari che per adesso può andare bene, ma ovviamente a queste due squadre ci si aspetta molto di più. Perfetto, allora abbiamo chiuso a questo punto il cerchio con il campionato di seconda categoria, tra pochissimo parleremo del calcio Catania, come al solito i 180 secondi dedicati alla squadra più importante della nostra terra catanese, quindi del Catania. Salutiamo il nostro mitico, oserei dire, Carmelo Puglisi, che rivedremo la settimana prossima con il campionato di interregionale di eccellenza. Grazie Carmelo. Un saluto a te, un saluto a tutti i telespettatori. Perfetto, congediamo anche ad Antonio Costa, graditissimo ospite per il campionato di prima categoria, in bocca al lupo per la Massimiliana, nome storico comunque, fa venire alla mente tanti grandi ricordi legati alla famiglia Massimino. E sarà un campionato molto difficile, quindi guardati bene le spalle, è importante, è importante. Salutiamo anche Giada, come Ciao al a solito. te Ettore, buon proseguimento a tutti voi. Allora, e a questo punto ritagliamo questi 180 secondi insieme al nostro Dario Giuffrida e parliamo del calcio Catania. Ci arrivo? La finestra sul calcio Catania, Dario, è andata un po' male e un po' bene? È andata un po' male, non direi un po' male o un po' bene, è andata male, ragazzi. È andata parliamoci male. Chiaro, Beh, perché una sconfitta, però secondo me con tante... È una sconfitta che conferma tante cose, ossia l'atteggiamento del Catania in trasferta, una squadra fragile sia davanti che dietro, soprattutto dietro. Oggi ancora una volta un Pablo Alvarez incerto ha favorito... Anche troppo incerto. Diciamolo pure. Stiamo vedendo però l'occasione di Almiron nel primo tempo, grandissima occasione, la lucidità è mancata. Ecco appunto il gol, beccato anche con responsabilità di Alvarez. Ci sorprende come un giocatore importante come Alvarez puntualmente si faccia saltare categoricamente dal suo Dimostra uomo. di avere poca lucidità in questo momento, questa gaffa fa il paio con quella rimediata all'Olimpico nella prima giornata. È vero. È un Catania che però dopo lo svantaggio non ha smesso di giocare, ha tenuto benissimo il campo, almeno per il primo tempo, un possesso palla combattutissimo con l'Inter, un paio di occasioni. Nel secondo tempo però la musica è cambiata perché l'Inter si è svegliata, è passato alla difesa a 4, il Catania si è impoverito improvvisamente di gioco. Manca la punta. Manca la prima punta in questa società, quella da 10-15 gol, sì, sono d'accordo. E purtroppo stiamo pagando a caro prezzo. Questo è un rigore nettissimo. Questo è un rigore netto che non è stato visto. Che non sarebbe stato importante perché era in un momento importante della partita, perché il Catania stava soltanto perdendo 1-0 e un pareggio avrebbe forse potuto riequilibrare il tutto. Sicuramente i due gol sono venuti nel momento migliore, nei momenti migliori del Catania. C'è da dire però che vediamo ora il gol di Palacio, sì. Vedremo tra poco anche un retropassaggio forse assassino di Barrientos su Andúcar. C'è stata una differenza nel secondo tempo tra il Catania e l'Inter, vedevi giocare Cambiasso, vedevi la grinta, vedevi giocare Barrientos, un giocatore che dopo i primi 20 del primo tempo ha mollato un po'. Ci vuole un po' più di carattere. Ci vuole un po' più di carattere, io credo che forse probabilmente ci vuole anche una punta, torno a dirla. Guarda, questa cosa, e forse anche un ricambio su Alvarez che più di una volta ci ha deluso. Sicuramente sulla difesa c'è qualcosa da dire perché gli esterni non sono esattamente una garanzia. La difesa di oggi era un po' incerottata. Andúcar sul secondo gol non ha convinto tantissimo, però sgombriamo il campo da dubbi. Andúcar oggi ha fatto la sua onesta partita, c'entra poco con la sconfitta. Beh, il secondo gol è sul suo palo. È sul suo palo, che è diventato un po' una costante, però non si perde certo solo per questi episodi. La punta, il discorso punta è un discorso molto importante, in realtà il gioco del Catania supporta un giocatore come Berghesi, quindi ci vuole una punta che sappia segnare e sacrificarsi, non è facile trovarlo. È un campionato che comunque continua a essere positivo per la squadra allenata da Maranna, anche se insomma veniamo da Milano con una sconfitta. Credo che comunque attualmente non possiamo ritenerci non contenti. La classifica del Catania è soddisfacente, però per fare il salto di qualità, lo ripetiamo ormai da settimane, bisogna anche provare a fare dei risultati fuori casa. È vero, è vero. Abbiamo chiuso quindi questa finestra di 180 secondi dedicati al calcio Catania, penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai si ferma qui. L'appuntamento naturalmente viene rinnovato alla prossima settimana. Arrivederci a tutti.